Ben ritrovati cari telespettatori, grazie di essere qui con noi, di supportarci anche al nostro ospite Daniele Tronco, ben ritrovato. Ogni tanto ci rivediamo ancora, ci fa molto piacere, segretario generale dello SPI-CGIL metropolitano di Venezia. Allora, con il segretario affrontiamo un tema stavolta localizzato, aperto un'area territoriale peraltro abbastanza vasta, perché è il territorio metropolitano di Venezia, quindi tutta la provincia e i comuni limitrofi, che riguarda le RSA, cioè le case di riposo sostanzialmente, i centri servizi per anziani, che sono molti in tutto il territorio regionale, sono tanti anche nel veneziano, ma c'è una problematica di cui parliamo anche spesso, ma è stato fatto proprio uno studio attento e dettagliato. Qui vedete appunto la distribuzione di questi centri sul territorio, che hanno dei costi che sono diventati sempre più insostenibili per le famiglie. Quindi voi che ci state ascoltando dal territorio veneziano e avete chiesto informazioni per una persona cara, un anziano di famiglia, per ricoverarlo o l'avete ricoverato, sapete benissimo di cosa stiamo parlando. Segretario, allora, innanzitutto cercare di capire perché questi costi più alti da un territorio all'altro, che differenza c'è in termini di servizi, poi sostanzialmente questa indagine che è regionale, è partita quindi dallo SPI regionale, come è andata a fare dei focus territoriali. Quindi voi ne avete discusso il 19 settembre a Mira, tra l'altro, no? L'avete presentato i dati? Sì, a Mirano. A Mirano abbiamo fatto un convegno appunto sulla base di un ragionamento, di un documento che è stato fatto dai sindacati dei pensionati unitariamente, CGIL, CISL, UIL, SPI, FNP, UILP, che ha preso in esame la situazione delle RSA in Veneto sotto vari aspetti, sia dal punto di vista del costo delle rette, sia dal punto di vista dei servizi erogati, sia come dire, l'impatto che ha questa organizzazione. Bisogna fare una premessa, cioè il tema e poi noi anche lo motiviamo insomma con i dati veneziani che confermano una tendenza di carattere generale. La popolazione invecchia, c'è una tendenza all'invecchiamento, questo produce due sostanziali questioni. La prima appunto che il rapporto tra anziani e giovani è sempre più sbilanciato e questa è una tendenza che aumenta nel corso del tempo. L'altra parte riguarda i caregiver, cioè le persone che si dedicano, che teoricamente potrebbero occuparsi. Noi abbiamo visto che negli ultimi 10 anni, proprio per effetto dell'invecchiamento della popolazione, il numero dei caregiver si riduce fortemente, si dimezza quasi, perché è molto forte questa tendenza. I caregiver sono le persone da 50 a 70 anni circa che diciamo teoricamente si dovrebbero occupare delle persone più vecchie. È evidente che la tendenza all'invecchiamento della popolazione sposta sempre più, c'è una slide poi che vedremo che lo spiega in modo... Questa cosa qua spinge verso diciamo alla creazione di strutture che dedicate alle persone anziane. Ecco, bisogna sempre tenere presente che in Veneto noi abbiamo 328.000 non autosufficienti che sono over 65, ai quali vanno aggiunti anche i non autosufficienti che hanno meno di 65 anni, cioè pensate tutto il problema dell'handicap sulle persone giovanili, eccetera, quindi sui giovani, ed è il 28% della popolazione over 65 che statisticamente è il punto, diciamo, dove si inizia a definire una persona anziana. Poi noi sappiamo che nella società
Questo adesso si va in pensione a 67 e si ragiona di alzare ancora l'anzianità, però da un punto di vista statistico i 65 sono le persone che cominciano a definirsi anziane. Però nelle strutture, come voi avete sottolineato più volte, ci vanno persone grandi anziani, o quasi al limite della non autosufficienza, salvo poche eccezioni, anche per un discorso di come sono strutturate e di posti letto che ci sono e dei costi. Sì, tenga presente che abbiamo detto 328.000 non autosufficienti in Veneto, che è un termine un po' generico, nel senso che si va da una non autosufficienza, definiamola semplice, a essere non autosufficiente grave. Abbiamo 50, mi pare, 34.000 posti nelle RSA. Noi in Veneto oggi disponiamo di 34.000 posti in RSA in 382 strutture, di cui 143 private e 239 private e 143 pubbliche. Già questo, per esempio, con la provincia di Venezia segna una differenza, perché in provincia di Venezia sono 28 strutture private e 10 strutture pubbliche, 30% e quindi ha una tendenza, diciamo... Ma questi 40 centri servizi in tutto sono sufficienti? Secondo noi c'è un tema di numero, però qui bisogna soffermarsi su un punto critico che è nato anche dal riassetto del sistema sociosanitario veneto. Cioè? Noi fino a una certa data avevamo le lungodegenze negli ospedali. Certo, sì, sì. Da un po' di anni, dal 2017-2018, adesso la data precisa non me la ricordo, la Regione ha deciso che chiude i reparti cosiddetti di lungodegenza negli ospedali. Quindi è iniziata una lenta migrazione. Oggi se uno ha una patologia seria ed è molto anziano, te lo dimettano dall'ospedale e dove va a finire? Dovrebbe andare a finire nelle case della salute, che però in Veneto sono ancora di là da venire, e noi abbiamo anche recentemente, la settimana scorsa ricevuto l'appello disperato di 2 famiglie del veneziano, uno nel Veneto orientale e una a Venezia, di persone che hanno questa situazione, hanno l'anziano dimesso dal reparto ospedaliero e che non sanno dove collocarlo, perché poi... Non trovi subito la badante, bisogna avere degli spazi. C'è un messaggio qui a Verona: abbiamo un'emergenza per le RSA per mancanza di infermieri, la situazione è veramente complicata. Sì, altro problema è il personale. Il personale delle RSA, teniamo presente che all'insorgere del Covid si è determinata e si è verificato che nelle strutture ospedaliere il personale era del tutto insufficiente. La Regione emanò una direttiva che sostanzialmente dava la possibilità al personale delle RSA di migrare verso la struttura pubblica per rafforzare i presidi ospedalieri. Ovviamente questo ha generato una carenza nelle RSA, che in moltissimi casi ricorrono a personale che proviene dall'est europeo, che proviene da altre situazioni e soprattutto, adesso qui non abbiamo il tempo di analizzare, ma c'è stata anche una modalità di calcolare i tempi di intervento nelle RSA che riduceva la prestazione verso gli ospiti
perché questo riduceva anche l'impegno, diciamo, tempo, certo. ma questo ha significato un abbassamento del livello, della qualità del servizio. In realtà, adesso vedevamo anche prima, no? Una volta si chiamavano case di riposo, cioè una volta la casa di riposo era per gran parte il luogo dove le persone andavano per passare, diciamo, gli ultimi anni della vita, ma non avevano patologie particolarmente gravi. Erano strutture protette. Erano strutture protette e quindi con un certo servizio. Oggi la stragrande maggioranza degli ospiti in queste strutture hanno patologie serie. Abbiamo un dato sulla demenza senile, per esempio, che è drammatico. Passiamo dal 2015 al 33%, c'è stato un incremento delle persone con demenza senile nelle strutture che è passato dal 33 al 39% nel giro di qualche anno. Non so, qualcuno può anche pensare che ci sia una rilevazione più accurata della patologia, ma indubbiamente questo è un trend che registriamo anche in molti altri aspetti, cioè c'è un aumento delle demenze senili e che pesa poi nell'organizzazione dell'RSA. Quindi noi capiamo anche che c'è un tema che riguarda il personale. Sì, infatti come ho sottolineato è vero, anche la preparazione del personale, perché poi sono strutture che in realtà sono molto delicate per il tipo di patologie, demenza senile, Alzheimer, patologie fisiche, degenerazione di tutti i tipi, quindi è molto difficile. Voi avete fatto, controllando il territorio veneziano in modo particolare, un'analisi relazionata alla demografia e le previsioni, tra l'altro, confrontando i dati Istat del 2001-2024 con previsioni sul 2043. Sì, come le dicevo... sono allarmanti sostanzialmente. Cioè, allarmanti, cioè, l'invecchiamento è un dato demografico oramai consolidato. È bene che ci sia, perché insomma il vivere più a lungo è un dato sicuramente significativo, ma come vedete dal grafico, come si sta spostando l'asse dell'invecchiamento sugli over anziani, cioè su quelli che hanno più di 80 anni, perché oggi non è una roba rara trovare una persona da 90, 100 anni, a volte è una cosa rarissima. No, adesso ne sono tantissimi. Oggi ci sono diverse, si vede chiaramente che la tendenza dell'invecchiamento è, oltre che statisticamente provata, soprattutto nelle società avanzate come le nostre, è un dato significativamente presente nella nostra società. Il grafico lo mostra chiaramente. E qui torna automaticamente, viene da pensare, attenzione, il famoso invecchiamento attivo. Attenzione a cercare di preservarsi nel miglior modo possibile, perché uno arrivato a 80 anni potrebbe averne altri 20. Cioè, proprio ieri siamo stati a Roma a un convegno organizzato da un'associazione molto presente su questi temi dell'invecchiamento attivo. Abbiamo dato anche come un contributo anche noi come CGIL pensionati, perché questa è la frontiera di un invecchiamento che, se è attivo, se è incentivato, sostenuto anche dalla rete sociale, può dare un contributo a ridurre quelle malattie che sappiamo molte sono determinate dalla passività, quindi insomma c'è tutto un tema che coinvolge anche il mondo. Certo che bisogna sostenerli in questi processi, e purtroppo noi vediamo che, per esempio, come sulla non autosufficienza, abbiamo fatto la legge, abbiamo contribuito, con il governo precedente portato a casa una legge molto avanzata, ma poi il governo è caduto perché è finita la legislatura.
l'attuale governo non l'ha finanziata, quindi siamo a finanziamenti stabili, quelli che c'erano prima, ma del tutto insufficienti rispetto alla tendenza che abbiamo oggi. Cioè bisogna che il quadro politico prenda atto che l'invecchiamento è un fatto non derogabile, eccetera, e quindi bisogna prendere, come per i giovani, perché certo, infatti, non sì, mettiamo sì. contro i giovani e gli anziani, No. c'è un tema che riguarda i giovani e c'è un tema che riguarda gli anziani. Torniamo dopo su questi temi e arriviamo anche all'aspetto economico che è cruciale per il vostro territorio in particolare, ma un po' dappertutto, se lo sappiamo, perché poi dipende anche, uno dice sì, ma io la pensione ce l'ho più bassa di uno che risiede a Venezia, per cui per me in proporzione non cambia nulla, verissimo. Di questo parliamo, pubblicità, pochi secondi.